Allora, Callegaro Costruzioni, ci spieghi un attimo, siamo arrivati al punto in cui appunto va bene, se l'abbiamo in alto il riscaldamento, poi vediamo anche a parete, lì ci sono diverse obiezioni e tutto, per avere idee molto molto chiare, però ci deve essere un buon isolamento, diceva a pavimento. Sì, la percezione del comfort abitativo, il caldo che dobbiamo sentire nei piedi, perché i piedi è l'unico elemento che abbiamo a contatto noi con l'ambiente che ci circonda. Quindi il pavimento è la prima cosa che bisogna prestare un po' di attenzione, no? Se vogliamo star bene, se vogliamo sentire la temperatura gradevole, perché appunto è l'unico elemento a contatto. Il comfort abitativo, proprio in questo esempio, deriva dall'involucro edilizio, perché su una temperatura media, confortevole, interna, d'inverno, facciamo l'esempio che si capisce meglio, dei 20, 21, 22 gradi all'interno del nostro ambiente, per star bene noi dobbiamo circondarci dal nostro involucro. Il nostro involucro deve avvicinarsi il più possibile a questa temperatura di comfort. Quindi con -5 fuori, più investiamo nel nostro isolamento perimetrale e a pavimento e a soffitto, più riusciamo a portare la temperatura del -5 fuori, più è isolato, arriveremo a portare una temperatura superficiale di parete interna circa 16-17 gradi con un ottimo isolamento. Ecco, questo isolamento... Questo avviene anche a pavimento, ed è proprio qui, con lo stesso sistema. Infatti. Questo è un po' il concetto. Se invece noi non andiamo ad intervenire, per esempio, sempre sul pavimento, che parlavamo con il contatto, con i piedi sul pavimento, non investiamo nel pavimento, perché lì poche volte le aziende investono, perché tanto siamo a pavimento, c'è l'impianto che riscalda, qual è il problema? Non è che serva a isolare più di tanto, è proprio lì lo sbaglio, perché l'impianto consuma energia, l'energia se ne va nel terreno e i nostri piedi rimangono caldi dal caldo del pavimento. Se invece noi investiamo nell'isolamento e portiamo la temperatura superficiale vicina alla temperatura di comfort, è quello il vero comfort interno. Faccio l'esempio che forse rende meglio l'idea con la parete. Se noi abbiamo una parete non isolata con -5 d'inverno all'esterno e all'interno abbiamo 20 gradi, la nostra temperatura superficiale di parete, cioè se noi appoggiamo un termometro alla parete, se fuori è -5, la nostra parete avrà una temperatura 2-3 gradi positivi. Quindi vuol dire che noi siamo dentro a questa scatola, che il perimetro è come un frigorifero. Certo, sì, no, ma quello che Per quanto noi scaldiamo con la stufa, ecco il concetto che il caldo va verso l'alto, è il concetto di una volta, no? Che più scaldiamo con una stufa e abbiamo sempre questa percezione di freddo. Quando siamo nel divano, abbiamo sempre in case, magari chi abita in case che non sono molto performanti, pur avendo l'impianto e la temperatura interna, magari che il termostato segna i 22 gradi, abbiamo sempre il bisogno, la necessità di metterci la copertina nelle ginocchia quando guardiamo la TV. Perché siamo circondati da pareti fredde, da un pavimento freddo. Questo è un po' hai dato in maniera esaustiva perfettamente la nostra missione, è quella di noi infatti siamo al fianco dei costruttori, dei tecnici a studiare degli isolamenti termici su pareti, su terra e sulle coperture, che anche da lì è una grossa fonte di dispersione termica atta a raggiungere almeno di contenere il caldo e il freddo almeno per 10 ore all'interno dell'abitazione. E poi diamo una grande compito al vetro, agli infissi. Perché il vetro è freddo comunque, non ci siamo ancora i miracoli. Ascoltando l'esempio di Callegaro, avere un involucro performante ovviamente mantiene la temperatura interna, però ovviamente poi bisogna unire le esigenze della luce e le idee progettuali dell'architetto, per cui poi qui si media con la superficie vetrata e quindi avere elementi isolanti a pavimento, avere fonti di riscaldamento a soffitto quando ci si avvicina a delle grandi vetrate che l'architettura di oggi chiede, si va a vivere bene questa sensazione di temperatura di benessere anche nella stagione invernale, per cui è un insieme di elementi che poi devono essere costruiti in modo sartoriale, quindi l'isolamento, il riscaldamento, la vetrata per la luce, cioè tutti gli elementi concorrono. L'esposizione, sì, l'esposizione. Sì, Malerba ha detto una cosa molto interessante, che
proprio riassume la progettazione integrata. Cioè vorrebbe dire abitare meglio vuol dire anche l'estetica, cioè avere una bella vetrata che me la godo. Ogni mattina quando mi sveglio la vedo e sono contento di vedere sta roba. E quindi noi benediciamo le vetrate. Però dobbiamo stare attenti in maniera sartoriale di andare a eseguire gli impianti dove effettivamente c'è più bisogno. Quindi andare a proteggere questa vetrata e andare a proteggere, vorrei dire, nel momento in cui manca il sole oppure è estate. Due elementi molto importanti. Però d'inverno questa vetrata, se è esposta e orientata bene dall'architetto, usufruisce di un irraggiamento gratuito. Cavoli, abbiamo scoperto una cosa nuova, che il sole, se entra tra le vetrate, riscalda la casa gratis. Allora cosa ho bisogno io? Di un impianto sottilissimo che possa arrestarsi immediatamente. Sparisce questo sole e non dà più gratuità, deve attivarsi immediatamente. Ed è possibile? Questa è la nostra soluzione progettuale e il nostro studio di progettazione esegue e studia impianti in questo modo assieme anche alla Callegaro Costruzioni. Non possiamo più fare errori storici, che l'impianto a pavimento non è un errore storico, è un grande processo di evoluzione. Attualmente lo è, perché non parliamo più di costruzioni di 30 anni fa. Dobbiamo metterci la testa e la capacità e la voglia di pensare cos'è l'abitare di oggi, ma cos'è un involucro edilizio costruito ora, già dalle normative. Certo, ma l'involucro edilizio... Posso aggiungere una cosa? Volevo approfittarne ai nostri telespettatori, così possono assorbire questi 25 minuti di lezione, che stiamo proprio mostrando quello che sarebbe il processo che i telespettatori, i futuri committenti possono avere lavorando qua con noi, cioè venendo da noi. È proprio questo il meccanismo. Gli approfondimenti tecnici che sono stati sviluppati nei 20 minuti prima tra Repak e Malerba, e adesso le cose che dice Energetica insieme a Callegaro, sono proprio gli aspetti che emergono nel processo di cui si raccontava all'inizio. Cioè questa è una forma di progettazione integrata che si lega poi anche a quello che oggi si chiama più comunemente il criterio partecipativo. In un rapporto con un committente privato la partecipazione è scontata. Questo è proprio il modello in cui noi ci affianchiamo e decidiamo di approfondire un percorso insieme al committente, all'interno del quale percorso il committente sente questi discorsi qui e molti altri. Insomma, certo, se dopo se uno entra... In tutti gli aspetti. Infatti, io anche L'altro aspetto che volevo mettere in evidenza è di, così non facciamo solo tecnica, di riflettere molto a casa sul concetto dell'involucro. Per il momento noi abbiamo sempre parlato di involucro come se l'involucro fosse semplicemente una risultanza tecnica. Però, come hanno detto un po' tutti loro, l'involucro è la composizione dell'edificio che insieme al committente vogliamo fare. Cioè l'involucro noi lo intendiamo come il come di una seconda fase rispetto a quello che avevo detto precedentemente, no? Ma prima c'è tutta la fase di capire come componiamo questo edificio, perché una delle grandi critiche che sono emerse durante il superbonus, soprattutto da alcuni architetti, contro i general contractor e questo genere di organizzazione, è proprio quella che per preoccuparsi tanto del fare si è rinunciato al pensare. E quindi gli architetti, per una questione anche di... dobbiamo ricordarci com'era il periodo del superbonus, c'erano tante robe da fare, non si capiva niente perché c'erano normative di qua, normative di là, insomma noi abbiamo perso la testa in tanti. Però non è che la differenza le fanno le persone, quindi l'aspetto del pensiero e discutere insieme ai telespettatori, ai futuri committenti, che cosa è quello che vuoi fare è il tema fondamentale. Cioè noi, perché poi, come hanno potuto notare, è dalle scelte che abbiamo deciso di come organizzare, come comporre, come rimettere insieme la tua casa, che poi viene approfondita con le osservazioni in una fase successiva che abbiamo già discusso. Certo. Perché altrimenti resta semplicemente tecnica
E nell'architettura, sempre che si riesca a farla, la tecnica non è solo una questione tecnica, questo che significa? Assolutamente sì. Chiedo a lei, ma posso chiedere anche a Callegaro lo stesso, quando parlate di involucro, questo per essere più precisi nei confronti di chi ci ascolta, e rifacendoci poi anche al discorso della classificazione energetica, questo incubo di classe A+++, super, eccetera, si parla di cappotto nelle nuove costruzioni o di materiali performanti, quindi chiamiamoli laterizi, chiamiamoli, ci sono dei blocchi che si incastrano, che sono dei materiali particolari. Perché? Perché sembrerebbe, se uno va a fare la classica, si fa fare la perizia dell'immobile, che se questo non ha sto benedetto cappotto, può avere magari dei materiali straordinari, ma deve metterci sempre il cappotto, con quel che poi comporta, immaginiamo. Com'è la questione? Perché esistono dei materiali molto performanti che anche aiutano le stesse manovalanza ad essere applicati con più facilità. Anche i cementi stessi, i cementizi sono... Sì, come dicevamo prima, l'argomento è molto vasto e molto complesso. Diciamo che la normativa non è che ci aiuta molto, perché assolutamente qua. Ci sono case costruite anche in questo anno, comprate dai committenti in classe energetica A4, ma a nostro punto di vedere di basso consumo energetico non hanno niente, perché adesso faccio un po' il paradosso per far capire. Se noi abbiamo un edificio che non è per niente isolato o ha un materiale abbastanza scarso di isolamento, che quindi non prevede per esempio anche l'inerzia termica del nostro involucro, abbiamo un fabbricato che non è per niente isolato, ma abbiamo un grande tetto da poter investire in un grandissimo impianto fotovoltaico, quindi tutta quell'energia che ha bisogno questo fabbricato che non è isolato viene presa da impianto fotovoltaico, quindi da fonte rinnovabile. Questo per la normativa è una casa in classe A4, perché tutto quello che disperde è preso da fonte rinnovabile. Ma tornando al discorso, sto benedetto cappotto, ve lo dovete piazzare oppure potete trovare materiali diversi senza mettere il cappotto? Perché il cappotto ha degli inconvenienti. Il cappotto è un'ottima soluzione. Ottima soluzione per case già datate. È un'ottima soluzione costruttiva, ma a prescindere è un'ottima soluzione costruttiva. Anche per le nuove, quindi? Anche per le nuove può essere una buona soluzione costruttiva. Dipende molto dalla tipologia e dal posto dove utilizziamo. Ma se uno vuole una casa nuova in classe A+++, senza cappotto, è possibile farla con i nuovi materiali? Certo, ci sono delle soluzioni monolitiche, si chiamano, quindi sono dei mattoni che si posano in posa unica, non ci sono più strati, e questi mattoni, oltre ad avere delle capacità strutturali, hanno anche delle capacità termiche e quindi acustiche danno una buona consistenza di isolamento e una grossa inerzia termica, che è quella che abbiamo bisogno qui in pianura padana. Certo. Capochin deve dire qualcosa a questo riguardo. I sistemi costruttivi oggi sono molteplici, ne parlavamo prima. L'altro giorno danno una buona notizia a sfavore del cappotto: ha preso fuoco un cappotto. Gli ho detto: ma se c'è una pompa di calore che si rompe, sono tutte quanti uguali? No, cioè, dipende sempre come lo vai a usare, in che modo e con che situazioni lo usi. Il cappotto va bene, ma bisogna usarlo bene. Questi sistemi, e poi anche lì, no, allora, sempre di più noi vogliamo metterci dalla parte di chi va ad investire dei soldi sulla propria casa. Qui stiamo pensando di dare gratuitamente proprio un controllo 4.0 della propria casa, quindi andiamo ad installare una webcam dove viene fatto il monitor e un filmato dall'inizio della casa alla fine della casa, dove noi forniamo questo materiale a prova proprio anche di garanzia, che non lo fa nessuno, perché qui parliamo di committenti che si siedono oggi davanti al tecnico, che vanno scelte delle strade costruttive. Noi dobbiamo garantire intanto costi, intanto tempi e intanto costi di esercizio. Quanto mi costa questa casa
vedo che scalpita. Sì, noi stiamo giungendo al termine trasmissione. Quanto mi costa la bolletta? Cioè, no, quanto mi costa la costruzione? Ma sì, il mantenimento ma stesso. quanto mi costa il mantenimento della casa e quanto mi costa anche andare a manutentarlo questo impianto? Proprio brevissimo teleferico, proprio. Credo che questi aspetti che abbiamo discusso questa sera ci aprano per i telespettatori, non scartare le vecchie ipotesi, ma avere delle opportunità di scelta in più. E quindi studiare delle nuove opzioni. Questa è la cosa nuova, questo è l'approccio dell'abitare meglio consumando meno, discuterne almeno di soluzioni di costruzione, di impiantistica, di serramento, di cappotto, soluzioni. Purtroppo noi viviamo il tempo è denaro, giusto? Bene, e questa logica si è trasferita nel lavoro. Fare sempre le stesse cose guadagna tempo, ma non è sartoriale, non è preciso, forse non è neanche economico, perché aggiungo un'altra postilla e chiudo. Costruire una costruzione, un edificio, metterci i serramenti, metterci il cappotto, metterci gli impianti, non sono cose che tu tra 10 anni demolisci e rifai, ma devono essere di una lunga visione, proiettata nel tempo. Allora, scegliere di più, avere più aspetti, valuti meglio. Assolutamente. Se posso aggiungere una cosa. Certo. Esatto, bravo. Cercando di fare anche chiarezza. Una questione della sostenibilità è anche dato dal fatto di poter usufruire di materiali che in un certo luogo, territorio, siano presenti. No? Quindi noi che siamo qui veneti, il fatto di poter usare un isolamento come quelli che fa Repac in polistirene è una cosa che va benissimo. No? Noi, a dire il vero, pensiamo sempre di fare i famosi muri in cassetta, cioè di fare una doppia fila di mattoni con interposto ovviamente il polistirene, l'isolamento 15-20, quello che richiedono i calcoli. Perché non possiamo più farlo? Perché ci siamo resi conto che dal punto di vista, come dice energetica, economico, la manovalanza costa. Sì. Quello è il problema. Esatto. Perché mi costa meno fare una struttura in cemento armato, gettato, come si fa quando si fanno le grandi opere, e poi mettere il cartongesso, l'isolamento e casomai una controparete ventilata, ci sono diversi sistemi, come dice energetica, mi costa quanto fare un semplicissimo muro in cassetta in laterizio, avendo i laterizi nel Veneto, con interposto un isolamento, perché per noi la casa migliore nella nostra latitudine, in questo luogo, pensando anche alla sostenibilità ambientale, perché devo fare arrivare un bilico da una certa distanza quando ho i mattoni qui attorno a noi, no? Questi aspetti però si quantificano e quando noi quantifichiamo abbiamo sempre quello che dicevamo prima, cioè il budget cost cosiddetto in gergo che il committente ci dice, ci impone di fare delle scelte, ma talvolta sono anche delle scelte che sono poco lungimiranti, perché non c'è nessuna, noi andiamo avanti a mode, no? Abbiamo riempito i nostri edifici di cappotti lasciando i cappotti esterni così, c'era chi li faceva bene, c'è chi si improvvisava, eccetera, eccetera. Quelli che sono persone serie hanno fatto lavori che sono attualmente sempre decorosissimi. Però facciamo questo, adesso è passato perché ci sono i nuovi materiali, noi trascurate, vedete come noi trascuriamo tutta la parte dei materiali della bioarchitettura cosiddetti, infatti la paglia e tutti i vari, perché? Perché sono costosissimi. Esatto, perché là stiamo perché anche questo è un tema che si potrebbe approfondire, ma come faccio io a proporre al mio committente una casa in un certo tipo di materiale quando questo mi costa molto di più rispetto che alla tradizione? E questa cosa è una cosa che bisognerebbe suggerire sempre ai nostri legislatori, perché il problema è sempre questo delle normative. Certo, ma che dopo non si sognino anche di mettere obbligatorio di utilizzare anche materiali del genere, che diventa improponibile, quindi come è la contraddizione, come si diceva prima, del 2030, no? Cioè, noi dobbiamo andare ad aggiornare 8 milioni, di edifici, secondo i dati Istat di un mese fa, di unità abitative in tutta Italia, che ovviamente sono 8 milioni non di case per ricchi,
sono quelle nostre. Con quale criterio lo possiamo fare se avete tolto la cessione del credito, ad esempio? Anche questo è un tema che si dovrebbe discutere. Infatti no, qua aprirebbe un altro capitolo. Noi siamo giunti al termine. Però solo una battuta, non abbiamo parlato mai di oscurare le coperture, gli infissi. Vi occupate anche di questo? Cioè, se una persona dice bellissime queste finestre, queste porte, eccetera, ma io vorrei anche l'infisso, è prevedibile? Mi collego al ragionamento per concludere gli aspetti che abbiamo analizzato oggi. Usare la natura come riscaldamento naturale ovviamente è una possibilità, ma dipende dalla stagione, quindi poi d'estate il problema è contrario. Lo scenario che prospettava prima Energetica di usare l'irraggiamento solare per riscaldare d'inverno utilizzando la grande vetrata non funziona d'estate, quindi poi il serramento in funzione dell'esposizione va protetto, va controllata la luce, se c'è una televisione vicino a questa grande vetrata non si riesce a vedere, per cui ecco che i sistemi oscuranti vanno integrati nell'involucro edilizio con parsimonia e con attenzione per far funzionare tutto quanto e far vivere bene la propria casa. E anche la sicurezza. Questo è un altro discorso, ma penso che lo affronteremo magari nei prossimi capitoli, perché la sicurezza è un altro aspetto importantissimo. Allora, il tempo, tanto per cambiare, è letteralmente volato, ma io vi ringrazio. Torneremo anche su queste tematiche perché sono estremamente interessanti. Intanto io ringrazio Raffaele Fantin, Energetica SRL, di essere qui con noi, Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni, Malerba Infissi, direttore tecnico, grazie anche a lei. Enrico Scaponchin, titolare di Repac, grazie anche a lei, anche per gli interventi molto puntuali che ha fatto, proprio da cittadino verace. Ma penso che sia la cosa che si aspettano no? Assolutamente sì, sono estremamente importanti e utili. Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, grazie anche a lei di averci dato delle istruzioni per comprendere certe dinamiche di costruire in modo innovativo, e naturalmente coordinatore, l'architetto Ivan Jobstrei-Bitzer, che è anche progettista e ci ha fatto un po' una quadra generale di tutto. Sono processi che vanno esatto, in qualche modo assimilati, è anche cultura questa, è una fase culturale diversa, per cui necessita tempo. Insomma, step by step stiamo aiutando anche chi ci ascolta a capire molte cose. Rivedete la puntata naturalmente in replica nel nostro sito, ma io vi invito ad entrare nei siti internet dei singoli nostri partecipanti, perché sono molto interessanti, spiegano meglio quanto abbiamo esposto, molto più dettagliatamente, anche in modo tecnico, perché avesse necessità di ulteriori delucidazioni che non potremmo assolutamente fare in questo consesso, però sono molto fatti bene, per cui utili per la maggior comprensione. Detto questo, buon proseguimento, buona serata, alla prossima.